Ben trovati cari amici all'ascolto in visione della terza pagina delle imprese editrici che svolgono attività di informazione di interesse generale dato proprio all'informazione, e la nostra terza pagina è prodotta e messa in onda nei requisiti di interesse generale dettati dalla legge. Con viva soddisfazione e felicità diamo ancora il benvenuto a chi sta cercando di promuovere i percorsi tra le colline dichiarate patrimonio dell'umanità UNESCO, promozione mai così meritata per le quali ci battiamo da anni. Fa piacere conoscere che l'idea è divenuta anche sfida del governatore del Veneto Luca Zaia, eccellentemente raccolta da Marina Montedoro, la manager che il presidente ha voluto alla presidenza dell'Associazione per il Patrimonio delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene e direttrice della Coldiretti Veneto, strappata proprio dal presidente Zaia alla Lombardia, così ci hanno raccontato. Iniziativa quindi resa immediatamente operativa dalla presidente Montedoro grazie alla consulenza di un appassionato esperto come Giovanni Carraro. Fantastico impegno da sostenere. Per questo vi proponiamo per questa edizione un nuovo sintetico tragitto musicale ma a ritroso. L'ideale marcia in musica tra le colline del patrimonio UNESCO parte da Vittorio Veneto, dal teatro Lorenzo da Ponte, con un brano estratto dal nostro lavoro fatto al tempo per la commemorazione del centenario della Grande Guerra in onore dell'eroe medaglia d'oro Camillo De Carlo. Si inizia quindi con il concerto per tromba ed archi di Giuseppe Tartini in re maggiore, solista il grande trombettista Roberto Rigo. Dirige i solisti di Radio Veneto 1 il maestro Giorgio Sini. Buon ascolto.
E da Vittorio Veneto la passeggiata in musica tra le meravigliose colline patrimonio UNESCO ci porta verso sud-ovest a Conegliano, dove a testimoniare con quale passione in tempi non sospetti Radio Veneto 1 ha voluto ricevere i sindaci delle città capitali del vino arrivati per l'occasione della nomina a capitale delle città del vino appunto di Conegliano e Valdobbiadene. Il senso quello di far ammirare la cultura dell'eroico lavoro di chi coltiva la vite in collina, il quale si coniuga perfettamente con la grande cultura della musica, a nostro avviso. Un concerto, un trionfo decretato dal centinaia e passa di prestigiosi ospiti, una minima parte rispetto al Teatro Accademia stipato da oltre 700 spettatori e decine non riusciti ad entrare. E dal Teatro Accademia un brano di Mozart, il concerto per violino numero 4, anche questo in re maggiore, con un magico Paolo Tagliamento, è il caso di dirlo profeta in patria perché è di Conegliano, il quale, oltre che da solista, ha anche diretto da Kapellmeister l'orchestra da camera dei solisti di Radio Veneto 1. Sentirete che risultato. Buon ascolto.
Nell'ultima tappa del nostro percorso tra i colli UNESCO ci spostiamo sempre in musica verso nord-ovest. La meraviglia delle colline UNESCO non cambia e da Conegliano ci portiamo a Col San Martino, alla chiesa parrocchiale. Sempre un grande ringraziamento a Don Carlo Maccari, l'arciprete, che ci ha ospitato per un saggio forse unico al mondo. Ebbene, in era Covid, per ricordare insieme i 250 anni dalla dipartita di Giuseppe Tartini e i 250 anni dalla nascita di Ludwig van Beethoven, siccome non era possibile usare i fiati, abbiamo scelto di eseguire la Sesta Sinfonia Opera 68 di Beethoven, la famosa Pastorale, solo con gli archi. E per rispettare i distanziamenti di legge vedrete che la presenza di pubblico in chiesa era limitata. E diretti dal maestro Giorgio Ossini, i solisti di Radio Veneto 1 hanno ottenuto un risultato finale per un concerto forse unico al mondo che consiglio vivamente di ascoltare e vedere, tanto merita. Permettetemi di onorare il massimo ringraziamento a tutti i nostri grandi, irraggiungibili maestri, docenti e talenti, a dir poco fantastici, fenomenali protagonisti di un cammino con i sensi della cultura, appunto, in vetta alle colline patrimonio UNESCO. Buon ascolto con la Sesta Sinfonia di Beethoven, la cosiddetta Pastorale.
Ebbene sì, una terza pagina delle imprese che informano il territorio, un vivo piacere. Abbiamo ascoltato di Giuseppe Tartini il concerto in Re maggiore con solista alla tromba Roberto Rigo, di Wolfgang Amadeus Mozart il concerto per violino numero 4, anche questo in Re maggiore con un solista giovane ma già grande solista, Paolo Tagliamento, anche Kapellmeister, e di Ludwig van Beethoven la Sesta Sinfonia Opera 68, la famosissima Pastorale, forse per la prima volta al mondo eseguita per ragioni di Covid senza fiati, solo per archi. Un concerto realizzato per celebrare i 250 anni dalla nascita di Beethoven e nel contempo commemorare i 250 anni dalla dipartita di Tartini. Gli itinerari musica dei solisti di Radio Veneto 1 sono stati diretti dal maestro Giorgio Sini. Grazie e alla prossima.